Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Oh, buonasera a te, Castellana Sveva, finalmente mi vedo, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1010 di oggi, 9 giugno dell'anno del Signore 2025, finalmente riusciamo ad avere lo sfondo che per adesso non è ancora quello giusto perché è dal lato sbagliato, ma tra poco lo correggiamo e lo mettiamo anche a posto. Che dire di più? 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso il telefono quando lo dirò io. La puntata di stasera è una puntata molto piena, ecco adesso finalmente mi vedo come dovrei vedermi. La puntata di stasera, vi dicevo, è una puntata molto piena, è una puntata nella quale non ci sarà Anna Cisint, che troverete domani perché ha avuto un impegno, quindi non è stato possibile parlare con lei, ma sappiate che ci sarà una serata speciale perché è successo un fatto al nostro Matteo Desio e riguarda la cosiddetta percezione della sicurezza in quel di Milano. Ce lo racconterà lui quanto è percepibile la sicurezza in quel di Milano. Detto ciò, cara Sveva, buon lavoro a te, ben trovata, www.radiolibertà.net per il nostro giornale online, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. E adesso il Qui Parlamento con Rossano Sasso, vai pure. Antonino, mi senti? Sì, perfettamente. Dimmi pure. No, scusami, che non ti ho sentito poco prima cosa hai detto. Ah, andiamo pure con Rossano Sasso. Ok, perfetto, c'è stato un momento di vuoto. Don't worry. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Funziona tutto. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, rieccoci le 18:40 minuti 16 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1010 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Scusate, ma fa un certo effetto rivedersi finalmente anche sulla radiovisione, una cosa stupenda. Allora, adesso io sto chiamando un amico che voi conoscete tutti quanti. È un amico, è un giornalista di valore, è una persona in gamba ed è Matteo De Sio. Direte voi, ma perché Matteo De Sio? Perché il nostro Matteo, che tra poco dovrebbe apparire anche in video, il nostro Matteo, ci sei? Sì, ci sono. Eccoti qua. Il nostro Matteo è stato protagonista di una vicenda non proprio carina che gli è accaduta, se non sbaglio, nel weekend. Matteo, quando ti è successo? Esatto, è successa tra la notte di sabato e domenica. Ecco, noi abbiamo mandato in onda i The Clash, Rock the Casbah del 1982. A proposito, il pezzo con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione è Then I Monkey Chop del 1979. Nella notte tra sabato e domenica a Matteo, in pieno centro a Milano, quindi non in un quartiere malfamato, non in uno slum della città che si picca di essere capitale morale del nostro paese, è successo un fatto. Che ti è successo, Matteo? Raccontacelo un po'. Nella tarda sera ho incontrato due ragazzi molto, molto simpatici che prima mi hanno offerto della cocaina, io ho gentilmente rifiutato, per poi cercare di prendermi il portafogli e il telefono, grazie prima delle mosse di pseudo judo, se possiamo dire così, e dopo aver cercato di riprendermi il suddetto portafogli e anche il telefono, hanno deciso gentilmente di mazzolarmi un po' di mazzate, ecco, diciamo così. Devo ringraziare sia i vicini
del posto che hanno sentito, diciamo, le mie grida, sia dei ragazzi che sono corsi subito sul posto ad aiutarmi, sia anche le forze dell'ordine, perché hanno arrestato immediatamente i due malviventi che ho scoperto fossero anche di Varese, quindi non sono neanche di Milano. Possiamo quindi intuire che queste persone non integrate decidono di fare queste trasferte lavorative notturne proprio per massimizzare i loro guadagni e sperare di fare la pesca grossa. Ecco Matteo, non è tutto. Questi signori da dove arrivano? Diciamolo chiaro, da dove vengono questi signori? Vengono dal Senegal, quindi comunque da un paese molto molto lontano, con con le classiche barche che poi sono state aiutate dagli amici delle ONG, che però poi non vivono sul suolo italiano, che però poi non frequentano le nostre strade, che poi non ci aiutano quando siamo noi dalla parte debole, possiamo dire così, perché veramente, e non sono il solo, ci si trova in una situazione di difficoltà con tanti immigrati irregolari che appunto magari non vivono nella lavoratrice, nella grande città multiculturale Milano di Al Salah o Salah o del grandissimo sindaco che abbiamo, ma che riescono a venire qui la sera per insomma fare anche loro per avere dei bonus, diciamo, lavorativi. Senti, a sinistra dicono sempre che è una questione di percezione. Tu come ti percepisci, Matteo? Ma io percepisco che grazie alla loro comunicazione, grazie alla loro politica molto incentrata su questa, possiamo dire, superiorità morale, loro preferiscono fare questa politica basata sul sentirsi migliori degli altri brutti e cattivi che magari hanno difficoltà a pensare di voler vivere in un paese in cui si rischia di essere aggrediti pure nei posti meno sospettabili. Un paese in cui si deve per forza sperare nella solidarietà del prossimo, si è obbligati a sperare nella solidarietà del prossimo quando si va in strada, quando si cerca di passare un po' di tempo la sera con gli amici, perché può essere che da un momento all'altro un altro simpatico personaggio potrebbe metterti in difficoltà e non sempre si riesce a emergere vincitori da questo tipo di confronti. Quindi bisogna sempre purtroppo sperare che altre persone siano brave, sentano vicine a te e sono disposte anche ad aiutarti. Non sempre capita, per fortuna a me è capitato e ringrazio anche chi mi ha aiutato, ovviamente. Senti, tu passi lunghi periodi della tua vita negli Stati Uniti d'America. Ti sei mai sentito in difficoltà in America? Hai mai vissuto situazioni simili? Situazioni simili, no, è stato nonostante tutto, però è capitato di sentire quando proprio studiavo negli Stati Uniti, di storie di ragazzi che magari venivano purtroppo da comunità molto più povere rispetto a noi, che per fortuna avevamo l'opportunità di studiare, perché purtroppo questa è un fattore, è un fattore molto importante. Negli Stati Uniti l'università può essere sia per pochi privilegiati, ma anche se vi è un aumento di laureati nei dati, i dati vanno interpretati. Sono comunque persone che si indebitano per centinaia di migliaia di dollari, perché
non tutte le famiglie possono permettersi di poter pagare le rette al momento, proprio quando serve pagare la retta, non tutte le famiglie possono pagare le rette per più figli, quindi è successo che magari le comunità più in difficoltà provassero magari a infiltrarsi nelle feste delle confraternite, che negli Stati Uniti sono molto di voga, e magari finisse in sparatoria. Ma questo purtroppo è dettato anche dal fatto che lì vi è comunque un ascensore sociale migliore rispetto da noi, quindi sul welfare investono meno. Qui da noi i soldi non ci sono né per il welfare né per permettere ai ragazzi che magari vivono in condizioni più complicate di poter usufruire di un ascensore sociale. Senti, siccome ancora una volta ci sarà quello che dice: ah, ma siccome hanno detto che erano due senegalesi, allora questa è la classica radio dei razzisti, eccetera, eccetera. Se anziché aggredirti questi due galantuomini, ti avessero aggredito due galantuomini bianchi, etero, cattolici, che vivono in Italia e vogliono bene al Papa, ma avevano voglia di rapinare qualcuno e ti avessero preso a calci mentre eri per terra, come hanno fatto questi galantuomini, tu ti sentiresti nelle stesse condizioni? Mi sentirei nelle stesse condizioni e in più avrei fatto lo stesso che alla fine ho potuto fare il sabato, la sera del sabato, ovvero denunciare alla polizia e sperare che la denuncia vada in porto, perché giustizia sia fatta, perché non è bello ovviamente subire alcuna violenza, non è bello soprattutto sapere che questa violenza poteva essere assolutamente evitabile, perché si tratta di persone che può essere che fuggano da guerre, può essere che nel loro paese erano brave persone, ma vivendo qui, non avendo noi anche, come diciamo spesso in radio, i mezzi per poter addirittura permettere a noi italiani di poter migliorare la nostra condizione sociale, non poter permettere molte volte a noi italiani quindi di poter sperare anche di un futuro migliore, siamo costretti tante volte a dover spendere tanti soldi a cercare di dare ad altri una vita qui, però senza garantire a loro un futuro, perché magari hanno una vita qui nel senso che abitano qui, ma non hanno un futuro perché non abbiamo i mezzi per integrarli e quindi non potranno mai essere membri produttivi della società, non potranno mai essere quelli che tanti a sinistra dicono gli immigrati che poi ci pagheranno le pensioni. Non potranno mai essere questo perché l'Italia in questo momento purtroppo non ha i mezzi per integrare così tante persone all'interno del proprio tessuto produttivo. Matteo, ti chiedo 5 minuti di pausa e torniamo subito. Sveva, manda una canzone per favore. Step out into dawn, you pray till the lights come on, and then you feel like you've just been born. Yeah, you come to raise me up when I'm beaten and broken up. Now I'm back in the arms of love. And I think I just died. I think I just died. Yeah, I think I just died. I think I just died. I went to heaven.
Di nuovo a te la linea, a voi anzi. Grazie, scusate un piccolo inconveniente tecnico. Senti, ma Matteo, che cosa possiamo fare, insomma, davanti a una cosa del genere? Poi ti volevo chiedere un'altra cosa sull'America. Certo, secondo me sarebbe fondamentale, ripeto, far finire questa politica a sinistra, dettata dalla voglia di mostrarsi meglio del brutto e cattivo a destra, una politica che ha deciso di voler mostrarsi accogliente, tra l'altro senza neanche voler affrontare sul serio la questione, ma accogliendo senza problemi, senza cercare di mettere insieme il sistema adatto per poter aiutare tutte queste persone che stanno cercando di entrare, che stanno inondando, scusate, le nostre strade. Quindi a me, ad esempio, per fortuna è andata tra virgolette bene, perché sono riuscito a recuperare i miei oggetti personali e, come potete vedere, i danni sono stati più lievi del previsto, ma non è sempre così. Quello di fianco a me, ad esempio, era un latino, era un sudamericano che è stato accoltellato da altri immigrati, quindi parliamo di un sudamericano che passa la vita Addirittura. a lavorare, quindi lui ha avuto l'opportunità di essere integrato, ha avuto l'opportunità anche di essere, possiamo considerarlo un proto cittadino, nel senso che integrato si può divertire la sera. Gli altri invece, altri immigrati che non sono integrati, che non sono quindi rispettosi anche non solo dello stile di vita, ma proprio della convivenza in generale, hanno deciso di accoltellarlo la sera per motivi futili. Parliamo quindi veramente di una situazione che una parte della politica vuole continuare a mantenere viva solo per tornaconto personale o per tornaconto alla fine della propria etica, quindi sempre personale, ma magari pensa di essere uno scopo un po' più nobile, ma rimane sempre egoista e non rispetta la realtà delle cose. Matteo, senti, in tutto questo io ti vorrei chiedere una cosa. Trump sta facendo queste retate di immigrati a Los Angeles, addirittura adesso è venuto fuori che il governatore della California, se ho ben capito, vuole fargli causa, perché ha mandato l'esercito e perché appunto sta applicando questa legge del 1798, quindi una legge che è entrata in vigore, pensate, 4 giorni dopo la nascita di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi era in fasce quando questa legge è stata firmata da George Washington. Allora la domanda è, anzi, nemmeno da George Washington, dal secondo presidente, che è John Adams, se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Sì, Allora a maggior ragione, e ora, cioè in America c'è un presidente che, come vedi, ha la percezione, come direbbe Sala. E qua in Italia invece una cosa del genere, il razzismo, eccetera, eccetera, eccetera. Dov'è la verità secondo te? Com'è che si gestisce l'immigrazione e l'ordine? L'immigrazione e l'ordine, secondo me, si gestiscono innanzitutto in una società che ha più soldi anche rispetto all'Italia, perlomeno l'immigrazione. Se non si hanno tanti soldi, come sta accadendo purtroppo all'Italia in questi ultimi anni, secondo me è giusto permettere a chi riesce a mantenere un lavoro, a chi è venuto qua a studiare, quindi comunque per motivi produttivi, possiamo dire così, per motivi positivi. Chi invece viene qui senza un lavoro certo, senza neanche la voglia di studiare, quindi non ha nessuna possibilità alla fine di potersi integrare, di poter essere parte della comunità italiana, non credo che sia corretto farlo rimanere sul nostro suolo, perlomeno
magari è un miliardario e quindi ad altre possibilità economiche, ma nel caso sia una persona normale, nel caso sia una persona che viene qui da una situazione in cui alla fine scappa, è rifugiato, penso che un'Italia da sola non ha mai potuto fronteggiare questa crisi immigratoria con le armi che ci hanno concesso ora, perché noi sottostiamo alle armi, alle possibilità che la comunità europea ci permette di utilizzare, e in questo momento noi non abbiamo abbastanza carte da giocare, non abbiamo neanche le giuste carte da giocare per fronteggiare una crisi così importante. E quello che è successo in America, come dicevo anche questa mattina, parliamo di una Karen Bass, che è la sindaca di Sì, Los Angeles, parliamo di una persona che ha tolto, ad esempio, i finanziamenti ai pompieri, quando Los Angeles è noto che sia una zona proprio dedicata agli appunto. incendi, quindi parliamo di una persona Non mi pare che sia andata incompetente. molto bene con l'ultimo incendio. Esatto, parliamo di una persona incompetente e possiamo dire anche malevola nella propria incompetenza, quindi diciamo il peggio del peggio, e un Newsom che probabilmente spera anche di essere il prossimo candidato dei democratici alle prossime elezioni, anche perché parliamo di due personaggi che entrambi avevano problemi, possiamo dire, come dicono i geni del marketing e della comunicazione, reputazionali, quindi hanno trovato un modo per divincolarsi e quindi attaccare il brutto e cattivo Trump, come giustamente tra virgolette, ha fatto Elon Musk seguendo i propri interessi commerciali. Dopo la fuoriuscita dall'amministrazione Trump ha deciso di attaccare il presidente, anche perché, come dicevo anche questa mattina, Elon Musk si è trovato le auto, ad esempio, sono noti i Cybertruck che sono stati trovati bruciati in tante città degli Stati Uniti proprio a causa di quello che ha fatto durante l'amministrazione Trump, proprio con chi era avverso alle sue politiche di spending review, come dicono in Europa, e abbiamo un Elon Musk che doveva fronteggiare anche il calo delle vendite Tesla, che è la sua azienda principale, e rimane probabilmente, non gli faccio i conti in tasca, e difficilmente qualcuno può fargli i conti in tasca per capire davvero quanto sia importante il suo patrimonio, rimane comunque la sua azienda più importante. Certo. Senti, un'ultima cosa. Che cosa resta di questa esperienza che hai vissuto? Resta la solidarietà e il senso di comunità italiana, perché alla fine mi hanno aiutato dei ragazzi e degli inquilini che non si sono voltati, diciamo, e quindi per questo li ringrazierò per sempre, non sono voltati dall'altra parte. E mi rimane un senso, possiamo dire, di impotenza, perché non era una situazione secondo me inevitabile, poiché si tratta di persone, una di queste che sembrava già sul registro degli indagati, che sembrava già quindi sotto l'occhio delle forze dell'ordine, e parliamo di una situazione evitabile, anche perché si parla di persone che non dovrebbero essere sul suolo italiano, perché probabilmente se un vostro parente all'estero prova a venire in Italia e ottenere un visto lavorativo, secondo me incontra molte più difficoltà di queste persone che senza un lavoro e senza un motivo valido per essere sul suolo italiano possono poi rimanere quasi quanto possono, perché quanto vogliono poi, perché anche in caso di visto scaduto, perché sono considerati immigrati, rifugiati da un altro paese, è difficile vedere che poi vengano effettivamente espulsi dal suolo italiano. Quindi un senso di impotenza, un senso di istituzioni non nella polizia o in chi mi ha aiutato come l'ambulanza, ma
nelle istituzioni, ad esempio milanesi, in questo caso, che per motivi ideologici, di tornaconto personale, la storia poi ce lo dirà, però per motivi, diciamo, non logici, non prettamente logici, preferisce mantenere una situazione che sta diventando sempre più invivibile. Non è il primo caso, non sono il primo caso purtroppo di milanese che viene messo in una situazione difficile da parte di immigrati. Non è la prima notizia purtroppo che vediamo di una Milano in preda alla criminalità, e non è la prima notizia che possiamo dare anche qui in radio di Milano, che si deve domandare se la sera si può quindi uscire la sera tranquilli, oppure se bisogna addirittura pensare di comprare uno spray al peperoncino o altro, solo per portare a casa la pellaccia. E credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Io ti voglio ringraziare, Matteo, insomma, non ci pensare più, ora la giustizia farà il suo corso e naturalmente era giusto che tu portassi la tua testimonianza qui per i nostri ascoltatori. Grazie ancora, Matteo. Ti ringrazio te, ringrazio anche Sveva in regia per la compagnia e per la professionalità. Grazie mille. Grazie ancora. Adesso pausa. Ci sentiamo una bella canzone, David Shire, Manhattan Skyline del 77, dalla febbre del sabato sera, e poi torniamo. Il telefono è aperto allo 0292947222. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Di nuovo a te la linea, Antonino. Benissimo, grazie Sveva, alle 19:08 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1010 di Zoom, oggi lunedì 9 di giugno dell'anno del Signore 2025. Da questo momento il telefono è aperto 0292947222 e per commentare la nostra conversazione con Matteo Desio e per commentare le notizie succose di questa sera, perché, signore e signori, il referendum non ha raggiunto il quorum. L'unico posto in Italia in cui il quorum, la metà più uno, è stata superata, pensate un po', è a Paciano, comune in provincia di Perugia, scrive l'ANSA, dove pensate su 934 iscritti al seggio, il 51,38% si è presentato a votare. Pensate un po', 51,38. Chissà chi è lo 0,38 che si è presentato a votare al seggio. Diamo anche qualche risultato in diretta invece sui ballottaggi. A Taranto abbiamo avanti Pietro Pitetti per il momento con il 54,49%, ma sono 70 sezioni scrutinate su 191, per cui più o meno ormai possiamo dire che sono dati quasi consolidati. Francesco Tacente, detto Checco, 45,51%. Andiamo a vedere adesso andiamo a vedere a Matera che cosa è successo invece. A Matera andiamo a vedere gli scrutini, eccoci qua. Per adesso siamo a 25 sezioni su 62, quindi ci avviciniamo quasi alla metà. Roberto Cifarelli 47,63%, mentre invece il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti è avanti con il 52,37%. Per il resto, per adesso, non c'è altro da segnalare. Andiamo a vedere i risultati del referendum più o meno in tutta Italia. Risultati del referendum che lasciano ormai il tempo che trovano, visto e considerato che non è stato raggiunto il quorum. E i dati che vengono pubblicati dall'ANSA ci dicono referendum 1 sul Jobs Act avrebbe vinto il sì 88,9 contro l'11,06 dei no. Referendum delle piccole imprese 87,5 il sì, 12,4 il no. Referendum sul precariato 88,9 sì, no 11%. Referendum sugli infortuni sì 87,2%, no il 12,75%. E poi il referendum che avrebbe in teoria abbassato la cittadinanza, quindi il tempo d'attesa di permanenza in Italia a 5 anni, il sì 65,13%, il no 34,87%. Certo, messa così sembrerebbe quasi una debacle per le politiche di questo governo. Dopodiché uno deve considerare che si sono astenuti 20 milioni di italiani e avevano il diritto di farlo trattandosi di referendum abrogativo e quindi in presenza di quorum, come ha spiegato a Italia Oggi il professor Giovanni Guzzetta qualche giorno fa. Conseguentemente avevano tutto il diritto di starsene a casa o andare al mare, perché anche questo era uno strumento di voto, di espressione democratica della propria posizione. Il telefono è sempre aperto, 0292947222, se volete dire la vostra, oppure 340-670-9659. Andiamo a vedere oltre ciò le altre notizie del giorno, in particolare mentre come commentavamo con Matteo Desio, il governatore della California conferma che sta per portare in tribunale l'amministrazione Trump per aver deciso di schierare la Guardia Nazionale. Dice che Trump, il governatore Gavin Newsom, dice che Trump ha agito
illegalmente nel dispiegare le truppe, mentre invece la Casa Bianca dice che Newsom non ha fatto niente nel momento in cui le proteste sono diventate violente. Ecco, trovandosi facendo, Trump ha anche è anche entrato in vigore un altro divieto, un travel ban, cioè il divieto di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di altri 12 paesi, ed è entrato in vigore alle 6 del mattino di quest'oggi, ora italiana. Chi è che non può più entrare negli Stati Uniti per il momento? Afghani, Myanmar, Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen. Poi ci sono cittadini di Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela che subiranno delle restrizioni parziali. Ha detto anche Trump che questa lista potrà essere rivista nel caso in cui ci saranno miglioramenti sostanziali, mentre altri paesi potrebbero essere aggiunti a questa lista sulla base delle minacce che dovessero emergere nel mondo contro gli Stati Uniti. Questo è quanto riferisce la BBC questa sera. Andiamo a vedere anche l'ADN Kronos, vediamo in questo paese, perché non c'è solo il referendum con tutto il bailame del caso e con tutte le eventuali analisi che poi domani troveremo nella rassegna stampa. Ovviamente c'è chi canta vittoria malgrado abbia perso. L'unico che è stato intellettualmente onesto in tutto questo è stato proprio Landini, che ha detto l'obiettivo era arrivare al quorum, il quorum non l'abbiamo raggiunto e quindi abbiamo perso. Andiamo a vedere quindi l'ADN Kronos, la vediamo qua a tutto schermo, eccola qui. Vabbè, l'apertura è ovviamente come si dice, l'apertura è ovviamente il referendum. Poi abbiamo i ballottaggi alle amministrative. A Taranto il centro-sinistra in vantaggio, centrodestra avanti a Matera. Abbiamo appena comunicato i dati, e in particolare poi la donna e il delitto di Roma, la donna e la bimba morte a Villa Pamphili a Roma, diffusi i tatuaggi. È stato lanciato un appello per la loro identificazione. La polizia ha diffuso una descrizione di questa donna, età 20-30 anni, capelli chiari, altezza 1,64, peso 58 kg. La bimba forse è stata addirittura strangolata. Nel caso di Garlasco ci sono stati quasi 7 ore di accertamenti dei RIS nella villetta dei Poggi. Continua quindi il romanzo di Garlasco. Ucraina-Russia, scambio di prigionieri con meno di 25 anni. Zelensky dice che ci saranno altre fasi nei prossimi giorni. E poi l'omicidio di Piersanti Mattarella, la procura di Palermo indaga su un'impronta. L'omicidio di Piersanti Mattarella data al 6 di gennaio del 1980, e quindi c'è questa nuova impronta che è stato chiesto alla DIA di estrarre il DNA con le nuove tecnologie. Il 12 di giugno sarà conferito l'incarico ai periti per una comparazione biologica sul reperto. Cosa c'è infatti in questa, su questa, come si dice, su questa impronta? È un'impronta che è stata trovata all'epoca del delitto nello sportello lato guidatore della 127, la Fiat 127, usata dai killer per la fuga dopo l'assassinio compiuto sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli Bernardo e Maria. Come scrive Live Sicilia, il prossimo 12 di giugno sarà conferito l'incarico ai periti per una comparazione biologica del reperto, dice ancora l'ADN Kronos. Quindi vedremo se da questa traccia sarà possibile, a distanza di 45 anni, riuscire a estrarre un DNA che dovrebbe chiaramente potrebbe offrire una chiave di soluzione o comunque interpretativa di quanto accaduto a Palermo quel giorno dell'Epifania del 1980. Si è sempre parlato della possibilità di una mano che non era mafiosa, ma probabilmente una mano terroristica. Non si è mai capito perché, non si è mai capito
sostanzialmente da dove venisse questo colpo, chi sia stato materialmente a agire in questo caso. Andiamo a dare anche un'occhiatina all'Aggi, vediamo che cosa scrive l'Aggi. Anche qui l'Aggi parla del referendum, ma ci parla anche del tempo. E allora vediamo che cosa succederà nel meteo. Allerta caldo nel weekend, massime di 10 gradi sopra la media. Sabato e domenica prossimi saranno segnati da un ulteriore aumento termico, con valori anche di 8-10 gradi sopra la media. Scrive l'Aggi, prima ondata di gran caldo in arrivo sull'Italia. Secondo il centro meteo italiano, la seconda settimana di giugno inizia con un promontorio anticiclonico di matrice africana in espansione tra penisola iberica e Mediterraneo occidentale, condizioni meteo stabili anche nel nostro paese, temperature al di sopra delle medie del periodo di almeno 3-4 gradi. Nella seconda parte della settimana l'anticiclone africano tenderà a muoversi verso nord-est, scusate, investendo anche l'Europa centrale e in parte il Mediterraneo. Il weekend sarà segnato da un ulteriore aumento termico con valori anche di 8-10 gradi sopra la media, massime che in questo caso non faticheranno a superare i 35 gradi in molte città con allerta caldo. Quindi sarà un weekend molto caldo. Previsioni meteo per domani: al nord, al mattino cieli soleggiati su tutti i settori, pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi di confine, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al centro cieli soleggiati nel corso delle ore diurne, da segnalare qualche innocuo addensamento pomeridiano, informazione sull'Appennino. Stabilità prevalente tra serata e nottata con ancora cieli sereni. Sud e isole, cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Qualche nube cumuliforme, informazione sulle zone interne nelle ore pomeridiane, ma senza fenomeni associati. Asciutto ancora tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità, temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola. Questo è il meteo che ci aspetta per domani. Insomma, giornata che prelude molto alla, come possiamo dire, prelude molto alla possibilità di un'estate che sarà bella calda. Chissà, vedremo. Ancora il caso Spalletti, signore e signori. L'allenatore uscente dell'Italia, Spalletti, ammette: sbagliate certe mie scelte, ma l'Italia andrà ai mondiali. A poche ore dall'ultima partita sulla panchina della nazionale, il CT riconosce di aver fatto degli errori e ribadisce di credere in questa squadra. Cosa dice Spalletti? Pian piano, col passare del tempo, si prende atto. Così Luciano Spalletti ha descritto la sua reazione all'esonero da CT azzurra ai microfoni di Rai Sport, in cui si è detto super convinto che l'Italia andrà ai mondiali. L'ex allenatore del Napoli del terzo scudetto ha ammesso di aver dormito poco. Per me diventa difficile prendere sonno quando t'accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, nulla mi scivola addosso, le vittorie più delle sconfitte, figurati che nottata si passa. Continua Spalletti, ammette di aver fatto delle scelte che sono risultate sbagliate, non solo perché ho scelto gli uomini sbagliati o volevo fare qualcosa di diverso. Non ho avuto la possibilità di avere a disposizione alcuni giocatori fondamentali. Sono successe troppe situazioni lì per lì al momento. Si è avuto un extra con la finale di Champions, ha ricordato. La Norvegia aveva già fatto un rodaggio di 2 partite. Sembra una partita che decide tutto e noi ci siamo arrivati in condizioni pessime. Rimango super convinto che l'Italia andrà ai mondiali. Non ho dato le dimissioni, non le avrei date. Tu mi esoneri, io firmo la risoluzione perché i soldi non sono mai stati un problema nella mia carriera. La nazionale è diversa da un club, ha concluso Spalletti. Ha poi anche spiegato, Luciano Spalletti, la decisione di rendere pubblico il suo esonero senza attendere la partita di stasera con la Moldova, come gli aveva chiesto la FIGC. Sono andati in conferenza stampa perché ci sono delle regole, ha detto. Se qualcuno della federazione fosse venuto con me poteva farlo. Che senso avrebbe avuto dire altri 2 giorni di bugie? Siamo in grandissima amicizia. È chiaro che io mi aspetto che se pensano qualcosa di me la dicano.
Non mi si può chiedere di fare la figura di essere in un'altra condizione rispetto a quella reale. Avrei dovuto far finta di fare l'allenatore per altri 2 giorni, non dire nulla? Sarebbe stato rispettoso verso gli italiani? La forma non lo so. Credo in questa squadra. Ho fondato il mio cammino sul mio modo di essere. Sono stato apprezzato in Russia, a Empoli, alla Roma, all'Udinese, da tutte le parti. Alla Samp mi hanno mandato via e mi hanno richiamato, come all'Udinese. Qualcuno mi vuole definire come qualcuno che fa casino. Faccio casino quando c'è qualcuno che vuole farlo. Difendo la famiglia, la squadra, la nostra amicizia. Il CT ha ammesso di aver fatto degli errori perché i risultati sono questi. Se è un disastro è segno che ho commesso degli errori. Ho visto dubbioso Gravina, per cui ho grande stima, l'ho costretto a dirmelo, rimarremo amici. Dopo avermelo detto, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto nasconderlo perché dovevano dare loro la notizia? Non funziona così. Poi una promessa: oggi sarò più perfetto di sempre nel fare la riunione prima della partita. I calciatori, sono certo, vorranno lasciarmi la possibilità di uscire con una vittoria. Non gli ho mai detto nulla di particolare che li possa aver offesi. Niente, ha concluso Spalletti. Voi che cosa ne pensate? Secondo me ha fatto bene a dirlo lui e a dire chiaramente me ne vado, basta, mi hanno esonerato, la cosa è finita qui. Si è comportato, io credo, con correttezza. Comunque, 02 92 94 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire e naturalmente commentare le notizie. Tra l'altro, ecco, sull'ADN Kronos poi uno legge i commenti finali, no? E allora uno dei commenti, Landini, dice che siccome l'obiettivo del quorum non è stato raggiunto, c'è una crisi democratica evidente. Ma per quale motivo? Per quale motivo, visto che i cittadini avevano questa possibilità di astenersi? Sul referendum il nostro obiettivo era raggiungere il quorum, non l'abbiamo raggiunto, quindi quella che speravamo fosse una giornata di vittoria non la festeggiamo. Così il segretario generale CGIL Maurizio Landini, commentando i risultati del voto al Centro Congressi Frentani a Roma, sede del comitato promotore dei quesiti sul lavoro. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo del quorum, bisogna dire come stanno le cose, ma non era un obiettivo politico e quindi non abbiamo cambiato idea. Il risultato con questo strumento non l'abbiamo raggiunto, ma non cambieremo la nostra strategia, non abbiamo cambiato idea, anzi, siccome questi temi dovranno essere oggetto nei prossimi giorni di un confronto col governo e con le associazioni industriali, ripeto, non abbiamo cambiato idee per un'organizzazione come la nostra. Poter verificare che ci sono quasi 15 milioni di persone che hanno votato è una base iniziale che ci dice che siamo sulla strada buona per affrontare i problemi, sottolinea. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata in un paese in cui c'è una crisi democratica evidente. Assumere la questione della democrazia e della partecipazione come elemento centrale. L'abbiamo e consideriamo questa esperienza molto importante, ma soprattutto un investimento, l'inizio di un lavoro che non può assolutamente terminare, ha detto ancora. Voglia di politica, segretario Landini, ce lo dica, voglia di candidatura, ce lo dica, perché sarebbe a questo punto più giusto dire: ragazzi, io ho voglia di fare politica, ho voglia di diventare il prossimo leader del PD dopo la Schlein, e allora, visto che vuoi fare la politica, fai la politica, ma non venire a raccontarci determinate cose. E vediamo anche le reazioni, perché per esempio Antonio Tajani, eccolo qua, dice chiaramente che si è voluto politicizzare il referendum e trasformarlo in uno scontro tra maggioranza e opposizione, ma alla fine ancora una volta ha vinto la maggioranza di centrodestra. Come segretario nazionale di Forza Italia sono soddisfatto di questo risultato. Come vicepresidente del Consiglio sono altrettanto soddisfatto, afferma il TG1. Intanto esprimo rispetto per chi è andato a votare, ma è stata una sconfitta dell'opposizione, della sinistra, che ha voluto tentare l'assalto al governo usando il grimaldello dei referendum. La cosa è andata male, aggiunge il vice premier, per il quale forse bisogna cambiare la legge sui referendum. Servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi, per esempio,
per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all'estero che sono tornate bianche. Vediamo che dice Salvini, già che ci siamo. Salvini, sempre l'ADN Cronos lo riferisce, lo sottolinea, dice che oggi in Italia la sinistra porta al voto un referendum per dimezzare gli anni per avere la cittadinanza italiana. Verranno bocciati, il popolo non li voterà, ha detto dal canto suo Matteo Salvini parlando a Mormant-sur-Vernissonne in Francia all'evento dei patrioti. La cittadinanza in Italia e Francia non è un regalo. Servono regole più chiare e severe, non basta qualche anno in residenza. Occorre dimostrare di conoscere, amare e rispettare cultura e legge del paese che vi ospita, in Italia come in Francia, altrimenti tutti a casa, ha sottolineato il vice premier e ministro. Invece Matteo Renzi ha detto che è evidente, ha parlato ovviamente quando ancora le urne erano aperte, ormai è evidente che il quorum non ci sarà, come del resto era facilmente, o meglio, subito dopo la chiusura, come del resto era facilmente prevedibile vedendo i precedenti. Così Matteo Renzi sulla E-News, i quesiti sul lavoro erano infatti ideologici, rivolti al passato, come abbiamo detto in tutte le varie tribune televisive, ha sottolineato il leader di Italia Viva a poche ore dalla chiusura dei seggi al referendum. Spero sia chiaro che per costruire un centrosinistra vincente bisogna parlare di futuro, non di passato. Ingaggiare battaglie identitarie infatti fa vincere i congressi, ma non fa vincere le elezioni. Se vogliamo costruire un'alternativa a Giorgia Meloni bisogna essere capaci di allargare al ceto medio, non chiudersi nel proprio recinto ideologico. Sono convinto che riusciremo a farlo, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Sono le 19:30, noi ci fermiamo e prendiamo un brevissimo momento di pausa e poi torniamo, perché il telefono è sempre aperto e commentiamo le ultime notizie. Sveva, jingle, pubblicità, tutto quello che vuoi e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, di te non gli importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti, con chi ti incontrerai, ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui, scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo, quello giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo, con le gambe e con le mani, tieni il tempo, non fermati fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai.
sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso se la tira, ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai, faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto, dati una massa e poi tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermarti fino a domani, tieni il tempo. Vai avanti e vedrai, tieni il tempo. Il ritmo non finisce mai, tieni il tempo. 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 Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermarti fino a domani, tieni il tempo. Vai avanti e vedrai, tieni il tempo. Il ritmo non finisce mai, tieni il tempo. 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 In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, you come to look for a king. Anybody could be that guy, night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, Dancing Queen, Yabba 1974, gran pezzo anche quello. Allora, 0292947222, se volete dire la vostra, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti alle 19, 37 minuti e 5 secondi, ma so che c'è una telefonata in attesa. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Quella Michele, ciao. Un saluto noblesse oblige, bonsoir, comment ça va, ça va bien, madame, monsieur? Oui, Voilà. monsieur, très bien. Ecco, Radio Libertà, la talk radio, la radio che dà voce libera al tuo pensiero senza filtri né censure, come recita il jingle, ed è proprio così. Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, in Zoom il drive time in mezzo ai fatti, con te Antonino Danna. Vado con il mio editoriale? Vai Michele. Il punto di Michele Caruso. Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno gli italiani si sono recati alle urne per esercitare il proprio diritto-dovere di votare per il referendum popolare. Lo spoglio è in corso, l'affluenza media nazionale è stata del 30,6%, quindi molto lontana dal quorum del 50+1. E dunque per i quesiti legati al mondo del lavoro, anche quello relativo alla cittadinanza italiana per gli extracomunitari, è un vero flop, una debacle.
Salvini festeggia dicendo che in Italia si è votato per dei referendum che non sono passati, la cittadinanza non è un regalo, si chiede regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, dunque non basta qualche anno in più di residenza. Per la Lega servono regole più curra, anche più severe, non basta essere residenti in Italia, bisogna rispettare, amare la legge, la lingua e la cultura del paese che ospita loro, altrimenti tutti a casa, dice Premier, leader della Lega Matteo Salvini, così intervenendo sul palco della festa della vittoria dei patrioti dell'Unione Europea in Francia, dove sono presentati tra gli altri anche Marine Le Pen e Viktor Orban, toccando tutti i temi dell'attività politica a partire proprio dai referendum. La Schlein, leader del campo largo in qualche modo, perché del suo partito più importante, il PD, dice che hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto, ma hanno ben poco da festeggiare per questi referendum, hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022. Ma Pareco, alla segretaria Dem, Schlein si pensa Conte e dice che ci sono comunque 15 milioni di elettori che vanno rispettati, che se vi sembrano numeri significanti considerate che è lo stesso numero di votanti con cui la maggioranza Meloni è arrivata al governo. E poi vado avanti, questo flop riguarda un po' tutte le tematiche dei forum sulle consultazioni riguardanti il mondo del lavoro, gli infortuni e così via, ma soprattutto quello sulla cittadinanza per gli stranieri, dove veramente il forum è stato basso e si è incassata una affluenza che ha portato una residua maggioranza per il cambiamento. E poi Landini, che comunque si assume le sue responsabilità, chiedendo comunque che le cose dovrebbero cambiare in tema di lavoro e di lavoratori, così il segretario generale della CGIL, che in conferenza stampa ha detto che bisogna ripartire da questo dato, il voto non è contro il governo o un partito, ma per cambiare le leggi balorde fatte da questo governo o da altri passati. E vado a concludere con quanto dice Renzi, che per vincere deve parlare di futuro, il referendum non ha raggiunto il suo quorum come facilmente prevedibile, i quesiti sul lavoro erano ideologici rivolti al passato, bisognerebbe chiarire per costruire un centro-sinistra vincente e bisogna parlare di futuro, non di passato, mentre il partito al governo è esultante, dice che il vero obiettivo era far cadere il governo Meloni, e alla fine però sono stati gli italiani a far cadere la sinistra. Dunque tutto il campo largo, da Riccardo Maggio a Giuseppe Conte, da Angelo Bonelli, a Denis Schlein, a Nicola Protoianni, con la grande scritta avete perso. Italiani, dice, sono stati spesi un sacco di soldi inutilmente, bisogna cambiare legge, forse è il caso di cambiare la legge, visto che abbiamo speso un sacco di soldi per inviare delle schede all'estero che sono tornate bianche. La proposta giusta sulla cittadinanza è quella di Forza Italia, cioè con i 10 anni di scuola, ha proseguito il ministro degli esteri, la Farnesina, CGIL ha intaccato l'unità sindacale e ciò si è tradotto in una cocente sconfitta, tanto che ancora una volta ha vinto la maggioranza, ha affermato il ministro. E allora Antonino ti chiedo, così nel salutarti, questa debacle, questo flop del referendum elettorale sui quesiti lavorativi e anche su quello riguardante la cittadinanza per gli stranieri, da che cosa è preso? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Da che cosa può essere dipeso secondo te? Dal fatto che gli italiani molto semplicemente non interessava, e dal fatto che questi quesiti non sono stati ritenuti interessanti dal popolo italiano. Aggiungerei anche un'altra cosa: i referendum ormai non sono più quello strumento che era stato pensato da Costantino Mortati, il padre costituente, che aveva voluto questo strumento nella Costituzione, perché l'ideatore del referendum è Costantino Mortati. E l'idea era che lo strumento del referendum dovesse servire intanto a educare politicamente il popolo, ma soprattutto dovesse essere uno strumento in grado di limitare lo strapotere dei partiti. Ora, nel 74 divorzio, nell'81 aborto, il referendum ha funzionato da argine allo strapotere dei partiti. Pensate alla botta che prese la Democrazia Cristiana, che fece la campagna elettorale
per il sì per l'abolizione della legge del divorzio, la che prese la Chiesa Cattolica stessa. Qualcuno sui muri di Roma scrisse: cittadino, anche Fanfani ha un culo, ricordalo il 12 di maggio. Ora è un po' poco salottiera, ma fu, diciamo così, anche una battuta d'arresto per la stessa carriera politica di Amintore Fanfani. Quando è che le cose sono cambiate? Sono cambiate quando i referendum sono passati dall'essere dei momenti di celebrazione della democrazia in cui in qualche modo il cittadino interveniva appunto per dire guardate che questa cosa la voglio così, a quando sono diventati sostanzialmente un modo attraverso i quali i partiti stessi lanciano dei, come si può dire, lanciano i loro desiderata, lanciano i loro schemi, lanciano le loro battaglie politiche e così via. Non si può usare il referendum per decidere all'indomani di Chernobyl che il nucleare va tolto dall'Italia semplicemente perché una centrale sovietica costruita con i piedi e utilizzata ancora peggio è esplosa, quando invece i nostri reattori erano più che sicuri. Non si può usare un referendum o dire alla gente andate al mare perché non ti conviene. Non si può usare un referendum come nel 93 quando abbiamo votato per abolire il Ministero dell'Agricoltura e oggi esiste ancora, o quando abbiamo votato per la responsabilità dei giudici e siamo ancora il carissimo amico. E da ultimo non si può votare facendo un'ordalia su se stessi, dicendo cambio la Costituzione in un colpo solo, vi impongo questo cambiamento, se non lo approvate io lascio il governo, perché queste cose le può fare solo Renzi. Allora non è più un referendum, diventa un teatrino. E se è un teatrino è ovvio che la gente poi non gliene frega più niente. Fine. Con questo chiudiamo la puntata. Signore e signori, grazie a tutti. Ci salutiamo con Giorgia, il mio giorno migliore del 2011. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.